Presidente Zaia, come spiega questo successo della Lega in Veneto? Beh, è un fatto di coerenza, ma soprattutto è segnale chiaro che esce dalle urne, prima regione in Italia per Lega, ma anche i primi a presentare l'istanza dell'autonomia. È stato proprio il tema dell'autonomia, secondo lei, a segnare la differenza qui in Veneto? Per l'autonomia porta molto e anche questa speranza di avere l'autonomia, dall'altro poi l'azione del governo, l'azione di Matteo Salvini, anche come Ministro degli Interni, che ha dato dei risultati non sperati e in passato oggi sono reali. È il caso di dare un ultimatum ai 5 Stelle in vista dell'autonomia oppure va avanti per il patto di governo? Ma guardi, l'ultimatum l'ha dato ai cittadini da nord a sud, visto e considerato che la Lega esce forte non solo al nord ma anche al sud, addirittura superando i 5 Stelle in molte regioni. Questa è la dimostrazione che l'autonomia non è una partita del nord ma ormai è una partita nazionale. 12 regioni l'hanno chiesta, 5 ce l'hanno già, 3 no, quindi 17 regioni su 20 vogliono l'autonomia. Presidente Salvini sul piano nazionale ha detto che insomma, è un segnale chiaro e appunto ha parlato del tempo di ridiscutere i parametri in Europa e che Europa vuole la Lega. Guardi, e usciamo forti dalle urne, ma ne esce forte Matteo Salvini perché questa vittoria è sua e ci ha creduto fino in fondo e si è dedicato fino in fondo. Dall'altro lui ne esce anche come leader europeo e penso che sia fondamentale che in Europa andiamo lì a trattare alla pari e non come dei vassalli o dei sudditi come qualcun altro ha fatto in questi anni. Come ha detto Giorgia Meloni, un'alleanza con Fratelli d'Italia potrebbe essere un'alternativa di governo a questa attuale maggioranza. Ma guardi, delle alleanze parla il segretario per noi. Io le dico che la mia alleanza che ho in regione la porto avanti fino alla fine. È fondamentale concentrarsi sui dossier che abbiamo, che sono dossier regionali per quanto riguarda noi, la pedemontana, l'autonomia, le Olimpiadi e molto altro ancora, e nazionali per quanto riguarda il governo centrale. Come spiega la debacle dei 5 Stelle in Veneto? Ma guardi, hanno perso 6 milioni di voti, più di 6 milioni di voti a livello nazionale, hanno dimezzato i voti, penso che la debacle sia a livello nazionale. I cittadini vogliono assolutamente coerenza, non vogliono liti e vogliono anche affidabilità e su alcune partite importanti si è visto che i 5 Stelle hanno mancato. Le faccio un esempio, l'autonomia o i temi delle infrastrutture che sono molto invocati dai cittadini e i 5 Stelle a mio avviso non hanno capito che la maggioranza dei cittadini vuole le opere, quelle che sono state programmate e vogliono che siano fatte subito. Considerando i mal di pancia che comunque in Veneto ci sono stati per l'autonomia, quanto questo risultato è un po' merito suo più che di Salvini? Ma guardate, cioè io non starei lì col bilancino a calcolare, direi che la partita dell'autonomia in Veneto ha pesato sicuramente e dall'altro Matteo Salvini ha fatto un lavoro strepitoso visto e considerato che ha dimostrato di essere sempre stato coerente. Pensate solo alla partita dell'immigrazione come è stata gestita, qualcuno considerava impossibile il progetto di Salvini sull'immigrazione, oggi invece in realtà immigrati da fuori non ne arrivano. Oggi diventa realtà anche l'autonomia? Oggi esce dalle urne l'autonomia, dice bene esce dalle urne, lo esce a livello locale, ovvio a livello regionale come Veneto con questo quasi 50%, ma esce anche a livello nazionale. L'autonomia da queste urne diventa una partita nazionale. E se i 5 Stelle continueranno con le manfrine fino adesso ci potrà essere crisi di governo? Guardi, penso che se ci saranno manfrine ancora su autonomia, su grandi opere pubbliche, su temi ambientali e su altri temi ancora, sarà inevitabile che i 6 milioni di voti persi aumentino ancora di più. Una risposta per il FAS, per la polemica sui FAS, anche questo voto. Ma guardi, basterebbe andare a vedere che a Montecchio Maggiore, dove è uscita questa polemica, la Lega ha stravinto. È la dimostrazione che poi bisogna essere persone per bene. Tu non puoi andare a far credere ai cittadini che ci siano dei lazzaroni in giro per il Veneto che murano di notte i rifiuti, perché una storia così solo un lazzarone la può raccontare. Lei adesso ci ha illustrato la linea politica sua e del vostro leader Matteo Salvini, ma alla pancia della Lega che chiede di rompere con i 5 Stelle, soprattutto per l'autonomia, che cosa si sente di dire in questo momento? Beh, sento di dire che c'è un programma di governo che deve essere rispettato, sta ai 5 Stelle adesso rispettarlo, è inevitabile che se poi il programma di governo non viene rispettato sta nelle cose che cade tutto, ma noi tifiamo perché le cose si facciano. A noi, come si dice, a caval donato non si guarda in bocca, ci diano l'autonomia, a caval donato non si guarda in bocca. Grazie.